estremamente attuale. Hai fatto vedere un'immagine, mi è venuta in mente un'altra cosa che abbiamo fatto assieme, Creta, la fossa del Mediterraneo. Quindi siamo andati a cercare in giro per il mondo gli ambienti profondi. Ce l'avevamo anche a portare di mano, anche qui davanti alla Liguria, l'abbiamo fatto anche in questo caso. Ci sono stati dei cambiamenti enormi anche su comunità estremamente stabili una volta, estremamente stabili, perché purtroppo il cambiamento climatico, quello 0,6 di gradi in più nelle acque profonde, è un'immensità che è capace in grado di determinare le biogenologie. Andiamo in un altro mare con la professoressa Montefalcone, Monica Montefalcone, capacità di recupero delle scogliere coralline e maldiviane agli effetti del cambiamento globale. Allora, Monica non si occupa, non c'è solo di Maldive, presenta un qualche cosa delle Maldive che qualcuno ha preceduto, i bianchi, Cavamori, e quindi abbiamo un'eredità di oltre 25 anni di osservazione. Monica si è interessata e si è occupata anche tantissimo del fratello di Estonia, che non solo della Liguria, ma in generale dell'Italia, quindi Sardegna, Lazio e così via. Anche lei un curriculum di tutto rispetto, nonostante la giovane età. L'apparenza, anche la giovane età. La giovane età, lo lascio dire. Dalla mia alla sua c'è una bella differenza, quindi nessun problema. Sentiamo cosa ha da dirci in merito alle scogliere. Sembra che ci sia, perlomeno nel titolo, una speranza. Lascio a lei la parola. Grazie professor Bertelli, buongiorno a tutti. Sì, diciamo che oggi vi racconto un po' cosa succede nei mari più caldi. Quindi sicuramente priorità assoluta per noi, di interesse evidente, il mar Mediterraneo, ma i mari tropicali, che ricoprono quasi 2/3 della superficie del nostro pianeta, non possono lasciarci indifferenti, perché quello che succede là comunque è qualcosa che si percuote poi su tutto l'intero pianeta. E sono gli ambienti più caldi del nostro pianeta, dove un po' come ci ha fatto osservare il professor D'Arnoldo prima, lì ancora di più una lieve differenza di temperatura può causare dei grandi cambiamenti, perché tendenzialmente sono ambienti come ambienti profondi relativamente stabili. Allora, io vi racconto, no? Di nuovo, io vi parlo di Maldive. Le Maldive sicuramente sono una località tropicale, un paese nei tropici molto bello, quindi fa sempre piacere vedere immagini da questi posti, ma soprattutto perché sono un esempio, se vogliamo, iconico di una realtà tropicale dove gli ecosistemi stanno cambiando, in conseguenza dei cambiamenti climatici, ma dove tutto sommato stanno forse cambiando un po' di meno, perché sono ancora dei territori, delle zone geografiche dove la famosa sinergia di tutti quegli impatti locali antropici è un po' meno intensa rispetto in altre zone del nostro pianeta. Ma anche e soprattutto perché le Maldive sono un territorio dove l'altezza, l'altitudine massima sopra il livello del mare è forse poco più di 1 metro. Quindi è proprio in questi territori dove il forte problema che ci mostrava in dimensione degli effetti dell'innalzamento del livello del mare può essere davvero molto preoccupante, perché per queste popolazioni delle Maldive, ma non solo delle Maldive, diciamo tutti i territori che vivono, diciamo, fatti da scogliere coralline, isole coralline molto basse, l'innalzamento di qualche centimetro ancora del livello del mare per i prossimi decenni
può causare queste realtà che vedete qui in questa immagine, che non sono soltanto il problema dell'isola che viene sommersa e che quindi necessariamente porterà lo sfollamento di queste popolazioni, quindi non servono il mezzo metro di innalzamento del livello del mare nel fine secolo, i prossimi secoli, ma bastano che pochi centimetri, ci faceva notare il professore Eva, per inquinare la falda freatica di queste isole e quindi per non permettere alle popolazioni di avere l'acqua dolce. Non è un caso che nella riunione del 2009, nella conferenza delle Nazioni Unite del 2009, il Presidente, insieme ai ministri del governo delle Maldive, ha voluto lanciare questo segnale, direi, molto forte, cioè ha affermato l'accordo per la riduzione dell'Italia appunto dei gas serra, riduzione di gas serra a livello mondiale, l'ha voluto firmare sott'acqua per far capire al mondo quella che dovrebbe essere il futuro di questi territori, cioè andare veramente sott'acqua e quindi dover sfollare e dover, ora che stanno già facendo, stringere accordi con altri territori, una vita per esempio con l'Australia, per trovare una nuova terra dove andare. Okay? Questo quindi perché le Maldive sono un esempio iconico. Le Maldive sono chiamate proprio una catena di atolli, sono fatti da una catena di atolli nell'Oceano Indiano e sono addirittura la più lunga catena di atolli, quindi veramente questa caratteristica di scogliere coralline di forma anulare che portano sulla loro sommità queste isole coralline abitate. La più grande e più lunga catena di atolli del mondo, che hanno questa forma, questo è un esempio, bisogna far vedere come sono fatte, ma le Maldive, oltre ad essere caratterizzate da queste tipologie di scogliere coralline, hanno visto anche un'origine, una genesi delle loro scogliere coralline particolarmente lunga e diversificata nel tempo, perché questa forma anulare, che voi avete visto, tipica degli atolli corallini, come ci ha insegnato Darwin, è originata dalla loro crescita, la crescita dei coralli, i principali costruttori delle scogliere coralline, attorno al cono del vulcano. Quindi è crescendo attorno al cono di un vulcano che si forma questa forma anulare. Un vulcano che poi una volta si cessa di essere attivo, si spegne, si raffredda, si profonda per effetto della subsidenza e la scogliera corallina che continua invece a crescere in maniera attiva verso la superficie, alla fine otteniamo questi atolli come li vediamo noi oggi. Nella realtà infatti però le Maldive che sicuramente in origine hanno avuto questa genesi, questo processo, non sono così oggi perché sono cresciute in tempi recenti, diciamo formate in tempi recenti intorno a questi vulcani, come ad esempio gli atolli della Polinesia, che sono un altro classico esempio di atolli corallini. Qui negli atolli della Polinesia vediamo che i vulcani ancora emersi hanno le loro scogliere attorno, ma si vede tutta una genesi, un'evoluzione dei vulcani che sono invece che sono scesi sotto il livello del mare e hanno lasciato vari atolli più o meno ampie sotto dove si trova il vulcano. Le Maldive in realtà si sono originate così, ma si sono originate così qualche milione di anni fa, qualche migliaio, scusate, di anni fa, perché se noi andiamo a fare un profilo verticale sulla torre delle Maldive, vediamo che il basamento vulcanico di Palazzo Adriatica è di qualche chilometro, si trova qualche chilometro al di sotto della scogliera attuale, come la possiamo osservare. Quindi non si sono evoluti così, ma si sono poi stratificati una serie superiore di 2 km di depositi carbonatici che in qualche modo poi hanno creato una scogliera piatta, perché il corallo cresce una scogliera piatta, ma questa scogliera piatta in anni più recenti, qui vediamo tendenzialmente durante l'ultima glaciazione che è iniziata a 120 anni fa, quindi 120 anni fa, 10.000 anni fa, nel quaternario l'ultima trasgressione marina, il livello del mare si è abbassato, fenomeni carsici, erosivi, hanno bucherellato quello che vediamo qui, la scogliera, che era diventata una scogliera terrazzata, una scogliera piatta, e hanno provocato queste
morfologie, hanno generato queste morfologie molto, diciamo, eterogenee, con questa forma anulare che noi vediamo oggi alle Maldive. Quindi le Maldive non solo sono così, diciamo, particolari, ma hanno anche avuto una storia evolutiva molto antica e molto particolare. Quindi sono davvero un esempio che noi possiamo portare per capire un po' questi ambienti unici, particolari. Le stelline coralline abbiamo visto quindi crescono proprio sulla scogliera, quindi possiamo proprio dire che in queste immagini che queste realtà, questi territori nascono e esistono grazie all'esistenza del corallo che l'attuazione ha costruito prima la scogliera e poi l'isola. E quindi è ovvio che lo stato di salute di questi coralli per questi paesi è assolutamente importante. Se i coralli dovessero morire, le isole andrebbero incontro all'erosione e quindi non si avrebbe più il mantenimento delle isole del scogliere. Allora, le Maldive, inoltre, come tutte le realtà, diciamo, delle popolazioni, stanno subendo una costante graduale crescita della loro popolazione, ma sicuramente è una crescita che è ridotta rispetto, ad esempio, magari agli stessi ambienti che possiamo osservare in zona caribica. Quindi sì, sta aumentando la popolazione con un trend che negli ultimi 25 anni, come potete vedere, è in crescita continua, ma tutto sommato questo magari è vero nelle isole principali, quelle negli atolli centrali, vicino alla capitale, ma ci sono oggi nelle Maldive ancora tantissime isole, tantissimi atolli relativamente poco autorizzati. Quindi ecco perché le Maldive sono importanti anche perché rappresentano oggi, se vogliamo, ancora una situazione poco autorizzata rispetto al resto del nostro pianeta. Quindi qui possiamo vedere bene o cercare perlomeno di capire l'effetto, quel famoso effetto sinergico di cui parlava il professor Canovaro, delle pressioni antropiche locali, quanto possono o non influenzare gli effetti dell'aumentare degli effetti del cambiamento. Quindi la popolazione si sta aumentando, sicuramente la pressione antropica locale più importante per questi paesi è il turismo. Il turismo, vedete sempre da questa curva, sempre negli ultimi 25 anni, ha una continua crescita, perché sono località dove la frequentazione turistica è molto alta, con una caduta ovviamente nel periodo della pandemia, ma diciamo che oggi sta fortunatamente riprendendo l'economia turistica locale, quindi insomma è una forzante antropica abbastanza importante per questi anni. Il problema principale per le Maldive, che sta vedendo, che stanno sperimentando una crescita demografica e turistica, è la mancanza di territorio vero e proprio, cioè le isole abitabili sono poche numericamente per la popolazione che sta aumentando. Quindi stanno diventando sempre più frequenti quegli interventi di land reclamation per aumentare in maniera artificiale la superficie abitabile delle isole. E interventi che sicuramente anche questi creano un po' impatti a livello ambientale. Qui sono un paio di studi, vi porto come esempio che abbiamo fatto, che abbiamo analizzato noi, di un'isola dove è stata aumentata la superficie del terreno e di un'altra isola dove è stato costruito un aeroporto a fini chiaramente turistici. Quindi tutte le pressioni locali che agiscono oggi sulle Maldive, le quali, come dicevamo, vanno a interagire in maniera sinergica con l'effetto del cambiamento climatico. Effetti che non sto a ripeterli, quelli che hanno preceduto hanno mirabilmente spiegato e hanno fatto capire cosa sta succedendo. Ovviamente anche alle Maldive il trend di crescita, aumento della temperatura nell'ultimo, direi, poco meno di un secolo, ha visto un aumento di, considerando diciamo, i valori massimi, un grado e mezzo circa, quindi assolutamente in linea con quanto sono stati dati a livello mondiale. Quindi anche alle Maldive la temperatura sta aumentando lentamente, ma gradualmente in maniera costante.
A questo però, sicuramente, come abbiamo visto prima, già solo questo, già solo questo continuo aumento graduale della temperatura sta portando a dei cambiamenti negli ecosistemi di spondiera corallina non indifferenti. A questo però si vanno ad aggiungere le famose ondate di calore di cui si parla la professoressa. E forse sono proprio le ondate di calore che lì, in quegli ambienti particolarmente stabili, causano dei maggiori impatti. Le Maldive in particolare, se noi andiamo a vedere negli ultimi 25-30 anni, sono state colpite da due eventi principali di anomalie termiche di ondate di calore. Il primo nel 1998, vedete il sole più grande, il secondo nel 2016, due famosi anni dove il Niño comunque è stato particolarmente intenso, si sono registrate anomalie termiche qui superiori di temperature medie superiori di 1,5 gradi, qualcosa che appunto per questi ambienti tendenzialmente stabili è sicuramente positivo. In tutto questo contesto si inserisce la nostra attività di ricerca, un'attività di ricerca che hanno diciamo dato l'inizio al professor Bianchi e alla professoressa Mori ancora negli anni 80, in realtà con le loro prime spedizioni, ma che hanno visto dal 1997 fino ad oggi l'organizzazione annuale di una campagna scientifica per andare proprio a studiare questi ambienti così unici, nella loro genesi, così particolari, così importanti, e tutto sommato ancora, se vogliamo, una bolla un po' più naturalizzata rispetto a quello che è il mondo che sta diventando sempre più anticizzato nel antropoceno. Quindi da allora 25 anni, dal 97 per 25 anni abbiamo ogni anno fatto una spedizione scientifica per andare a studiare questi ambienti. Questi ambienti che, come vi ho fatto vedere nel grafico precedente, hanno subito questi movimenti di impatto climatico estremi nel 98 e appunto nel 2016. Quindi la nostra serie di dati che abbiamo raccolto, in un certo senso, ci ha fornito il materiale necessario per capire un po' come hanno reagito questi ambienti a queste due anomalie termiche e soprattutto se sono state capaci, noi abbiamo potuto valutare se sono state capaci e come di recuperare appunto l'impatto dell'inserimento climatico. Che cosa abbiamo fatto in questi 25 anni? Abbiamo girato un po' in lungo e in largo tutte le Maldive, quindi abbiamo toccato alcuni atolli nell'estremo nord, diciamo nella punta nord dell'arcipelago, fino agli estremi più meridionali dell'arcipelago delle Maldive. Quindi anche a livello diciamo di gradiente latitudinale abbiamo coperto una vasta area, abbiamo monitorato in totale 158 siti, alcuni dei quali ripercorsi anche anno dopo anno, quindi di alcuni reef, di alcuni ambienti abbiamo proprio la storia, possiamo ricostruire proprio la storia naturale anno dopo anno. Durante le istituzioni scientifiche cosa facciamo fondamentalmente? Studiamo la composizione e la struttura delle comunità coralline. Facciamo in realtà tantissime attività perché la spedizione viene anche la partecipazione dei nostri studenti, quindi ogni anno organizziamo tutta una serie di attività tra le più svariate, ma diciamo, lo zoccolo duro del nostro dataset è proprio lo studio delle comunità coralline dai 40-50 metri fino alla superficie, con metodi, con tecniche di rilevamento e osservazione visiva e immersione subacquea. Quindi andiamo sott'acqua e valutiamo, monitoriamo lo stato di salute delle strutture coralline. In questi 25 anni i risultati della nostra attività di ricerca sono stati pubblicati su un discreto numero di articoli scientifici, quindi ci hanno permesso davvero di raccogliere tanto materiale utile per capire un po' cosa sta succedendo in questi ambienti locali. Allora, io vi voglio raccontare la storia quindi delle Maldive, delle scogliere coralline maldiviane negli ultimi 25 anni con una carrellata in realtà di foto, perché sicuramente le foto forse sono un pochino più di impatto, almeno per farvi capire davvero cosa sta succedendo. Poi vi farò vedere anche qualche grafico ovviamente, però questa è un'immagine che si fa vedere con meno le scogliere coralline prima della famosa anomalia termica del 1998, quindi come tutti voi lo conoscete, degli ambienti molto ricchi, molto
diversi, con una struttura, una complessità paesaggistica molto elevata. Quindi una scogliera corallina cristalline è così, deve stare così, molto più diversa e molto tridimensionale. Nel 1998, l'anno subito dopo che sono iniziate le spedizioni scientifiche, c'è stata l'anomalia termica. L'anomalia termica avvenuta a scala globale, ma potuto non colpire anche le Maldive, e durante la spedizione di aprile di quell'anno i miei colleghi hanno scattato queste foto dove si vedono questi coralli completamente sbiancati. Perché i coralli sono bianchi? Perché i coralli sono degli organismi che costruiscono, abbiamo detto, i principali costruttori delle scogliere, ma sono anche degli organismi estremamente sensibili e vulnerabili alle variazioni termiche. E in particolare la loro sensibilità è dovuta al fatto che l'ondata di calore le porta ai coralli ad espellere le zooxantelle simbionti che vivono insieme in simbiosi all'interno dei tessuti del corallo e che sono anche, tra le varie cose, responsabili della colorazione del corallo stesso. Quindi l'espulsione di queste zooxantelle per lo stress climatico porta allo sbiancamento dei coralli. Lo sbiancamento dei coralli è il primo step della stress fisiologico che subiscono i coralli in conseguenza dell'anomalia termica. Se l'anomalia termica rientrasse in tempi ragionevoli, qualche giorno, settimana, il corallo può nuovamente la fusione di zooxantelle tornare non muore subito, può tornare a vivere, ma qualora l'intensità dell'anomalia termica perdurasse per troppo a lungo, ma sono sufficienti anche in qualche settimana, il corallo può raggiungere la morte. Quindi questo è quello che è fatto nel 98, l'anno successivo, ahimè, quello che i miei colleghi hanno visto erano delle scogliere quasi completamente morte. La mortalità conseguente a questa anomalia del 98 è stata dell'ordine del 90%. Il 90% dei coralli erano morti. Da questa immagine lo vedete bene, la scogliera è praticamente morta, la struttura tridimensionale è ancora mantenuta, perché lo scheletro carbonatico del corallo ci vuole un po' prima che venga rotta e rosa e via dicendo, ma insomma era quasi tutto morto. Ciò nonostante, grazie alla sopravvivenza di quei pochi coralli che avevano resistito, nel tempo questi coralli hanno iniziato a recuperare, grazie ai elevati tassi di reclutamento, hanno iniziato a recuperare e hanno pian pianino dato vita a un trend veramente messo in atto, un trend di recupero nel tempo che ha richiesto 16 anni. Ci sono voluti 16 anni alle scogliere coralline delle Maldive per recuperare questa anomalia termica. Noi, come dicevo prima, abbiamo monitorato anno dopo anno, quindi abbiamo dati anno dopo anno, che poi vi mostrerò, ma questa foto è una foto che ho scattato io, che nel 2007 sono subentrata in questa attività di ricerca. Nel 2014 finalmente abbiamo potuto riosservare una realtà sulla scogliera corallina sufficientemente simile o perlomeno vicina a quella della situazione del pre-bleaching. Dico sufficientemente simile perché sì, la copertura corallina dei coralli tutti costruttori è stata recuperata, vedete che la tridimensionalità, la biodiversità c'è, ma qualcosa comunque è cambiato. Alcune specie, le più vulnerabili, i coralli, si sono perse. Quindi sì, sono state capaci di recuperare, ma non ovviamente del tutto. Quindi la perdita, l'erosione appunto della biodiversità c'è stata anche qui. Tutto bene fino al 2016, anno in cui la seconda batosta climatica è arrivata. Il 2016, se vogliamo, forse è stato dal punto di vista globale addirittura più forte, più intenso dell'anomalia del 98. È stata considerata uno degli eventi climatici più forti mai registrati prima, con delle ondate di calore elevate che sono perdurate per lungo tempo. Ovviamente ha colpito questa anomalia termica anche le Maldive e infatti a maggio del 2016 questo è quello che noi abbiamo osservato. Ancora una volta io non avevo avuto la possibilità di osservare il bleaching del 98, ma ho avuto la possibilità di vedere con i miei occhi questo evento di sbiancamento. È stato un evento, vedete anche qui, sicuramente a scala massiva, cioè quasi tutti i coralli comunque hanno sbiancato. Che cosa è successo però negli anni a seguire? Negli anni si prende sempre un'immagine del 2016. Ovunque andassimo i coralli, appunto, varie specie di coralli erano sbiancati. Che cosa è
monitorato la capacità di recupero delle scogliere e questa volta abbiamo osservato qualcosa di leggermente differente. Abbiamo visto che la capacità di recupero, la velocità, se vogliamo, anche di recupero, stava avvenendo in maniera differenziale a seconda della località geografica in cui ci trovavamo a fare i monitoraggi, ovvero alcuni rischio erano più capaci, stavano dimostrando una maggiore resilienza, quindi erano più capaci di recuperare più velocemente del tempo, altri meno. In questa foto dello stesso anno, siti diversi, possiamo vedere in alto quei rischio che lo sgranamento dell'anno prima ha portato quasi a una mortalità molto elevata, quasi totale, ma qui in basso a destra vediamo invece un rischio che l'anno dopo era quasi sano, normale, la mortalità era sicuramente molto più ridotta rispetto a quella di altri siti. L'anno successivo, nel 2018, stesso discorso, ogni volta ci spostavamo anche in località, in zone diverse, proprio per vedere la geografica, alcuni reef completamente morti, perché i coralli morti iniziano a dare corso all'erosione, i coralli che iniziano a essere erosi poi diventano pizzame e poi diventano in alto destra sabbia, quindi un processo normale di genesi del corallo morto che porta poi alla formazione di sabbia. Ma ancora una volta altri reef che invece stavano recuperando velocemente. Quindi una variabilità molto importante, molto alta a livello geografico tra le capacità di recupero di diversi reef. Nel 2020 i reef che abbiamo osservato in questa spedizione erano tutti molto belli, come potete vedere, quindi il recupero stava andando a un passo apparentemente più veloce rispetto a quello che si era registrato nel 2015. Fino ad arrivare all'ultima due spedizioni, nel maggio del 21, vedete ormai la maggior parte dei reef stanno tornando alla loro condizione originaria e quest'anno, la spedizione del 22, ha ancora una volta messo in evidenza questa variabilità ambientale e geografica soprattutto, perché la variabilità sulla quale stiamo ancora lavorando, perché non c'è ben chiaro, perlomeno non c'è del tutto chiaro se gli effetti della variabilità sono principalmente legati alle forzanti antropiche locali, quindi i reef magari in zone più antropizzate sicuramente stanno avendo una capacità di recupero minore, ma in realtà anche i reef più lontani dalle zone più antropizzate, questi reef del nord, qui stanno bene, qui sempre al nord sono reef che ormai hanno recuperato quasi interamente oggi la loro condizione, ma in realtà abbiamo visto tanti reef, adesso passo un po' veloce, come questo, che pur trovandosi al nord, quindi in zone leggermente più remote dalle zone principalmente sviluppate, non hanno recuperato. Quindi sicuramente c'è una combinazione di effetti non facili, tra l'altro, da disincastrare, da discriminare. C'è una componente geografica importante, c'è sicuramente una componente anche legata all'esposizione, a livello di dinamismo, all'andamento delle correnti, ma indubbiamente abbiamo però visto, dimostrato che i reef che comunque si trovano in ambienti più dove le pressioni antropiche locali sono un pochino più alte, come questi reef, diciamo, intorno ai reattori di mare, che sono più abitati, più sviluppati, stanno facendo più fatica. Quindi c'è una serie di elementi che stanno causando velocità di recupero differenti. E questa storia, diciamo, di reef un pochino più antropizzati l'abbiamo proprio vista andando a vedere i singoli. Questo è un reef in una torre ottimale, vedete che prima del bleaching era bello, più diverso, ricco, ridimensionale, ancora oggi non ha recuperato e anzi sta andando incontro a quello che il professor Garovalo ci ha sottolineato, a dei cambiamenti in fase, cioè sta cambiando proprio l'assetto della comunità di scogliera. Mentre invece in reef, in attori un po' meno antropizzati o comunque con una sinergia di forzanti ambientali che facilitano il recupero, vedete che il recupero già oggi si può considerare quasi raggiunto. Traduciamo in numeri, perché siamo scienziati, le nostre osservazioni che abbiamo fatto sul campo, questa è la nostra serie storica di dati che riporta esattamente quello che vi ho appena raccontato.
quindi 2,20 del 98, potete osservare dall'andamento in ascisse, scusate non l'ho detto, è la percentuale di copertura dei coralli sul rifo, quindi i biocostruttori, quelli che creano i principali biocostruttori del rifo, e potete già osservare, primo diciamo, risultato interessante, come la mortalità conseguente in 2,20 sia stata differente. Nel 98 più del 90% dei coralli erano morti, nel 2016 meno, hanno resistito più coralli. Questa è una prima evidenza a supporto di quella ipotesi di cui oggi si sta tanto parlando, che è l'adattabilità dei coralli. Noi ovviamente non lo possiamo dimostrare l'adattabilità alle condizioni climatiche stressanti per gli organismi, bisognerebbe fare esperimenti in laboratorio, però diciamo queste osservazioni di campo sono se non altro a sostegno di questa teoria, di questa ipotesi, scusate. Ipotesi che prevede proprio che i coralli a seguito di continui eventi climatici anomali in qualche maniera si stiano anche loro evolvendo, stiano tenendo il passo per cercare di adattarsi in qualche modo. Questa minore sopravvivenza, questa maggiore sopravvivenza dell'ultimo evento, che vi ricordo era in realtà anche più stato in realtà anche più intenso, ci dà è a supporto perlomeno di questa ipotesi dell'adattabilità. Un'altra cosa che ci mostra chiaramente la nostra serie di dati è la variabilità di cui vi parlavo prima, vi ho fatto vedere con le immagini. Mentre la mortalità e il recupero, vedete, nell'evento precedente era abbastanza omogenea nello spazio, in questo secondo evento di recupero c'è molta più variabilità, lo vedete dalle barre di errore. Quindi è vero che alcuni reef stanno recuperando bene, altri un pochino meno bene. Il pezzo forte, se vogliamo, di questa lunga serie storica di un quarto di secolo è la possibilità di comparare i due trend di recupero nel tempo. Una cosa abbastanza rara, direi unica, avere dei dati che ci permettano di fare addirittura delle comparazioni di tassi di recupero di fronte a anomalie climatiche globali. Allora, vi possiamo consultare i due eventi, in entrambi i casi c'è stato il recupero, vi ho detto prima, ci sono voluti 16 anni nel primo evento per recuperare. Oggi in realtà sembra che il tasso di recupero stia avvenendo molto più velocemente. Al di là del fatto che partivamo già da un livello di copertura dei coralli maggiore, nonostante quello, anche lo vedete dalla tendenza delle rette, diciamo di recupero, il tasso di recupero sta avvenendo a velocità più del doppio rispetto a quelle delle indici. Anche questo credo sia un risultato a supporto appunto dell'ipotesi adattativa, del fatto che sono capaci oggi di recuperare più velocemente. Tant'è che se nel 1998 per recuperare quell'evento ci sono voluti 16 anni, oggi noi possiamo prevedere, grazie a questi dati, possiamo fare delle previsioni future e pensare che se il recupero andrà avanti a questa velocità nei prossimi anni, già nel 2024 dovremo raggiungere una copertura di coralli fosforita simile a quella precedente dell'impatto. Quindi un periodo di circa 7-8 anni che è esattamente la metà del tempo che ci è voluto per recuperare l'evento precedente. Quindi questo è un segnale positivo, sicuramente. Oggi le scogliere coralline malpighiane sono state capaci, nonostante una maggiore variabilità spaziale, sono stati capaci di recuperare più velocemente. Sono stati capaci di recuperare più velocemente la tridimensionalità, la struttura, la conformazione della scogliera corallina, ma non dimentichiamo un segnale positivo, ma non dimentichiamoci che ciò nonostante la composizione di queste comunità è un po' diversa rispetto a quella originaria negli anni 90. E grazie a tutto questo oggi noi abbiamo in mano forse qualche strumento in più, intanto per far conoscere queste realtà che abbiamo detto è fondamentale, è il nostro compito, ma abbiamo anche la possibilità di fare forse qualche previsione per il futuro, di quello che sarà il destino di questi territori, delle Maldive ad esempio, che appunto abbiamo detto sono
veramente un equilibrio molto instabile per quanto riguarda gli effetti anche dell'innalzamento del livello del mare. I nostri dati ci hanno permesso di fare una serie di previsioni e le faccette colorate sono un po', no, dei semafori che ci fanno capire delle previsioni positive, ottimiste, delle previsioni nefaste. Noi oggi siamo in una situazione in cui il livello del mare si sta alzando praticamente con l'anno e abbiamo visto che queste anomalie termiche stanno avvenendo a una scala temporale di circa 15, uno ogni 15 anni più o meno, quindi siamo in alto sinistra. E i nostri dati ci hanno dimostrato che in questo scenario della realtà, quello che è successo, le scogliere coralline marchigiane sono state capaci di recuperare. Quindi se si mantenesse questo scenario nel prossimo secolo ce la possono fare. Ce la possono fare anche forse in quegli scenari che ci mostrava il professore Eva, dove è prevista un aumento nella frequenza degli eventi climatici anomali. Se gli eventi climatici anomali aumenteranno con una frequenza di 1 ogni 10 anni, oggi i coralli forse si sono anche un po' adattati, possono ancora farcela. Le due faccette siamo positivi qua. Ma purtroppo la maggior parte delle altre faccette che sono le situazioni negli scenari un pochino più pessimisti, sono le faccette negli scenari in cui che noi prevediamo da qui a fine secolo, come diceva il professore Eva, anche se noi oggi fermassimo le emissioni del gas serra, purtroppo diciamo, l'inerzia con cui i cambiamenti continueranno ad avvenire in atmosfera e si percuoteranno nel mare, ci porteranno verosimilmente degli scenari di innalzamento del livello medio del mare maggiore e frequenza delle anomalie climatiche che a oggi sono previste aumentare addirittura a 2 eventi ogni 10 anni. Quindi ogni 5 anni una evento climatico anomalo. È evidente che nonostante la buona volontà dei particolari marchigiani non saranno in grado di resistere a questi scenari. Quindi tutti gli altri, sono ahimè la maggior parte dei scenari che possiamo prevedere, anche le scogliere coralline marchigiane, che vi ricordo sono tra molte delle scogliere tropicali, quelle che ancora stanno in una bolla, se vogliamo, quasi di sapone, perché sì, c'è tanto turismo, c'è una crescita demografica, ma non tanto come i Caraibi. Quindi, nonostante la loro realtà, saranno destinate questi scenari a scomparire, a venire sommersi dall'acqua, i coralli non ce la faranno più a crescere e quindi il corallo muore e l'isola va incontro a erosione. Quindi questo è un po' quello che possiamo prevedere semplicemente dall'analisi sui nostri dati e sulle previsioni appunto dei ricercatori scienziati. Monica, anche in questo caso abbiamo degli scenari diciamo parzialmente positivi, purtroppo il trend di crescita del livello del mare sarà sempre maggiore, quindi i coralli non riusciranno a crescere più velocemente di quello che stanno facendo. Esatto. Chiedo se ci sono delle domande. È stato tutto troppo chiaro. Quindi ringrazio la professoressa Montepaglione